Benvenuti carissimi lettori di mattoscacco.com. In questa video lezione brevissima vediamo questo trucchetto che usano spesso i principianti. Devo dire che alcuni ci cascano. Specifico che questo trucco va bene solo all'inizio, poiché se si incontra un giocatore col bianco veramente solido, questo trucchetto non funziona e anzi si finisce per perdere sin dalle prime mosse. Questo trucchetto va effettuato col nero, quindi adesso vediamo come si gioca. Allora, il bianco gioca E4. Come risposta, il nero non gioca la classica E5, ma bensì G5. Perché questa mossa che apre l'ala di Re? Perché questo pedone in G5 in realtà fa da trappola per topi. Che cosa vuol dire? Se il bianco gioca pedone D4, l'alfiere C1 può catturare benissimamente il pedone in G5 ed è proprio quello che vuole il nero. Infatti il nero crea un gambetto, alfiere G7 e questo pedone rimane debole. Ora vediamo cosa succede se tutto va secondo i piani del nero. Alfiere per G5, che comunque diciamo che questa è la continuazione principale, anche se alcuni non catturano, non so per quale motivo. E ora C5. Perché questa mossa C5? Perché se il bianco sbadatamente cattura questo pedone, il nero va in vantaggio di una torre, poiché anche se si toglie il cavallo, sicuramente la torre è in presa. Ma se il bianco non dovesse catturare, allora le cose vanno diversamente. Per esempio, se sostiene il centro con la spinta di pedone in C3. In questo caso si può giocare cavallo C6 per continuare a fare pressione sul centro, oppure a mio parere la migliore è donna B6. Perché donna B6? Perché donna B6 dà comunque pressione sul centro, ma allo stesso tempo attacca il punto B2. Il punto B2 che è rimasto debole poiché l'alfiere è fuori. In questo caso cosa succede? Qui ci sono diverse trappole contro trappole. Per esempio, se il bianco gioca questa spinta qui, questa mossa qui di donna in C2, dopo cambio, il nero non può prendere il pedone con nessun pezzo, poiché questa qui è veramente bruttissima. Quindi donna C2 è una trappola in cui il nero non ci deve cascare. Solitamente il bianco non trova questa trappola e gioca donna D2. Una volta fatta questa mossa, solitamente cosa si fa? Cambio e poi ancora cambio, riprendendosi il pedone ma avendo comunque il lato di Re sguarnito. Dopo tutti questi cambi non possiamo dire che la posizione è pari, anche perché qui il bianco si ritira. È vero sì che il nero ha un forte avamposto di alfiere al centro, ma è anche vero che tramite cavallo F3 il bianco lo potrà far spostare subito. Qui le mosse sono cavallo C6 ed eventualmente un arrocco lungo da parte del nero, cavallo F3, eccetera.